Buonasera da Imperia, siamo all'interno dell'associazione Compagnia dell'Ulivo, Valli di Ineia e Duportu, in compagnia del dottor Fulvio Balli, agronomo, e parleremo questa sera dell'oliva taggiasca, in concomitanza che tra pochi giorni ci sarà appunto olio oliva qui ad Imperia. Volevamo chiedere al dottor Fulvio quali sono le caratteristiche essenziali di questa oliva taggiasca e perché è così rinomata in tutto il mondo. Buonasera. Buonasera. Sì, l'oliva taggiasca è una varietà eccezionale. Prima di tutto è unica, una sola varietà che va dal confine francese fino alla riva destra del fiume Centa. Quindi Imperia si trova proprio nel cuore della taggiasca. Una varietà unica, quindi non insieme ad altre cultivar che naturalmente producono un olio misto. Invece la varietà, la cultivar taggiasca, meglio ancora. Noi partiamo da lontano. Dove è nato l'olivo? L'olivo è nato in quella zona, le origini sono ancora incerte, ma le origini più accreditate, quello che vanno per la maggiore, sono queste. In quella zona dell'Asia Minore, compresa a sud delle montagne del Caucaso, a confine con gli altopiani dell'Iran, al confine con la Siria e la Palestina. Chi ha portato l'olivo dalle nostre parti? Le ipotesi più accreditate sono tre. Una è caduta miseramente, cioè quella che i crociati, ritornando dalla Terra Santa, abbiano portato un ciocco, qualche ciocco di olivo, eccetera. Questa è caduta miseramente perché documenti notarili inoppugnabili hanno dimostrato che c'erano stati trasferimenti di oliveti prima ancora dell'avvento delle crociate, per cui rimangono valide due, quella dei Focesi e quella dei frati benedettini di Taggia. I frati benedettini di Taggia, in contatto con i loro confratelli sia dell'Italia meridionale che della Terra Santa, abbiano portato l'olivo da queste parti, e questo è plausibilissima. C'è l'altra, dobbiamo ricordare a proposito che i più grandi cultori dell'olivo sono stati i greci antichi. I greci antichi sono stati i più grandi cultori dell'olivo. Pensate che quando nasceva un figlio maschio, allora la società era essenzialmente maschilista, quando nasceva un figlio maschio, gli ateniesi appendevano all'ingresso delle loro abitazioni un ramoscello di olivo. Quando nasceva una femminuccia, appendevano un batuffolo di lana bianca. Pensate, cioè oggi mettiamo un fiocco celeste e un fiocco rosa, allora facevano in quella maniera. Comunque i condottieri, i re, gli imperatori, gli atleti, dopo la vittoria, venivano cinti con delle corone intrecciate da rametti di olivo, perché era il massimo. Pensate che, secondo la leggenda di allora, il sommo Giove stabilì che fra due contendenti, fra Poseidone, dio delle acque e del mare, e Minerva, dea della sapienza, chi fra i due avesse fatto il dono più gradito e più utile alle popolazioni dell'Attica, questi avrebbe avuto il predominio della zona. Toccò per primo a Poseidone, che scagliò con forza il suo triente nelle acque e venne fuori un cavallo magnifico, un magnifico destriero. Successivamente toccò a Minerva, che scagliò anch'essa con forza la sua lancia nel terreno, e dalla zolla venne fuori un albero, l'olivo appunto, che venne preferito anche perché l'olivo venne
considerato albero della pace in confronto al cavallo, che era considerato allora strumento di guerra. Per cui, e questa contesa venne immortalata dall'eccelso, dal magnifico Fidia, il più grande scultore dell'antichità, e venne immortalata sul frontone occidentale del Partenone di Atene. Ecco, le volevo chiedere adesso, tornando appunto alle caratteristiche essenziali dell'olio dell'oliva taggiasca, lo può ritenere uno dei più leggeri rispetto a quello toscano? Cosa possiamo dire alle persone che verranno a visitare Imperia e magari sono interessate ad acquistare dell'olio? Perché a comprare l'olio taggiasco? Sì, intendiamoci, anche l'olio toscano, l'olio umbro, l'olio meridionale ha le sue caratteristiche di bontà e questo bisogna metterlo fuori di ogni discussione, fuori di ogni dubbio. Le caratteristiche della taggiasca sono queste. I maestri assaggiatori lo definiscono fruttato dolce. Ora noi dobbiamo considerare 3 tipi di olio: fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso. Ciascun produttore di olio dice il mio è meglio di tutti. Perché? Perché le papille gustative si adattano a quel particolare olio. L'olivo della taggiasca viene denominato dai maestri assaggiatori fruttato dolce. Quindi non solo è un fruttato leggero, che non violenta le pietanze, ma che in un certo senso le predispone al gusto, fruttato dolce. Questa è la caratteristica della taggiasca. Ecco, volevamo sapere anche le zone qui attorno a Imperia dove c'è questa oliva taggiasca, quali sono i paesi, a quali altitudini massime si... La taggiasca in provincia di Imperia trova un habitat eccezionalmente favorevole, tant'è vero che oltre il 50% del patrimonio olivicolo dell'intera regione Liguria è collocato in provincia di Imperia. Perché? Perché prima di tutto l'ambiente aria, la riviera dei fiori è un habitat come ambiente aria, poi diremo anche dell'ambiente terra, ma l'ambiente aria è considerata ideale per l'olivo. Perché? Perché anche durante l'inverno le temperature non sono mai tali da bloccare il metabolismo della pianta, capito? Cioè, e allora noi abbiamo anche nella taggiasca una maturazione scalare, pensate, che va da ottobre, qualche volta si dice il detto, c'è il detto che dice San Francesco olio fresco, San Francesco è il 4 di ottobre, si capisce, dipende dall'andamento stagionale. Quest'anno i frantoi hanno aperto almeno 15-20 giorni prima del normale. Perché? Perché la grande siccità che c'era stata prima ha fatto maturare le olive prima e per cui abbiamo avuto un anticipo nella maturazione. Ecco, le volevo chiedere, l'olio che dobbiamo comprare, quello più buono, è quello che viene raccolto e franto nelle 24 ore, giusto? Sì, cioè è questo. Vige la regola che tanto più breve è il tempo che intercorre fra la raccolta e la frangitura e meglio è per la qualità dell'olio. Per cui non nella bacchiatura, quella davanti, è un errore, si trova in tutti i vocabolari, si chiama bacchiatura delle olive, bacchiatura delle olive. Le olive bacchiate rispetto alle olive di reti vengono preferite. Perché? Perché quando la fabbrica dell'olio, che è la cellula, si rompe, cioè ci rompe il vacuolo, allora viene a contatto nell'interfaccio, per usare un termine caro ai fisico-chimici, questo nel contatto fra la materia grassa e l'acqua di vegetazione, cioè gli altri costituenti cellulari, che ci rimette la materia grassa, soprattutto la materia grassa, cioè soprattutto gli enzimi attaccano la materia grassa e la degradano. Quindi minor tempo intercorre fra la raccolta e la frangitura, meglio è per la qualità dell'olio.
Ringraziamo tantissimo il dottor Fulvio Balli, agronomo, e vi aspettiamo numerosi ad Olio Oliva. Grazie. Prego, grazie a voi.